Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, parliamo di teoria. Sono della teoria del suicidio, purtroppo, perché quello che ha lasciato casa, tutti questi piccoli segnali che dopo, sì, assolutamente, io penso che lei sia morta il giorno 14. Dopo il perché, il per come, piano piano cercheremo di capirlo. Come la dimostriamo questa teoria? I segnali che abbiamo trovato con gli inquirenti a casa, tutte queste cose, ci portano a pensare questo. La fede che dopo è stata trovata, i documenti, i telefonini. Una donna come Liliana, buona, dolce, gentile, che aiutava delle persone, così non può essersi, qualcuno non può avergli fatto del male assolutamente. Però di avere queste risposte, spero proprio. Sono dolori che ti prendono dentro fino in profondità, con la speranza proprio che tutto finisca. In una cittadina tranquilla e ordinata, come tante altre immerse nel cuore della provincia italiana, un fatto sconvolgente ha infranto la monotonia della vita quotidiana. Era la mattina del 23 dicembre quando Francesco Capuano, un anziano di 79 anni, veniva brutalmente assassinato nel garage della sua abitazione, all'interno della sua auto. 3 colpi di pistola alla testa hanno posto fine alla sua esistenza, lasciando una scia di sgomento e inquietudine in una comunità che si era sempre considerata al riparo da simili atrocità. Francesco Capuano, originario di Napoli, aveva trascorso gran parte della sua vita come bidello. Nel 2010 aveva deciso di trasferirsi a Suzzara, una cittadina tranquilla e accogliente, per vivere accanto alla figlia Rosa. Nonostante la sua presenza discreta e apparentemente priva di ombre, la sua tragica fine ha portato alla luce un mistero intricato, che tuttora tiene con il fiato sospeso l'intera comunità. Nei giorni precedenti al delitto, Capuano aveva mantenuto la sua routine abituale. Si recava spesso al supermercato per fare la spesa, dove era conosciuto per la sua gentilezza e cordialità. Una cassiera ha ricordato con emozione come l'anziano, durante una delle sue ultime visite, le avesse confidato il desiderio di tornare a Napoli per trascorrere le festività natalizie. L'uomo intendeva affrontare il viaggio da solo, a bordo della sua Fiat Panda, un mezzo che considerava più affidabile dei trasporti pubblici. Questo dettaglio, apparentemente irrilevante, è stato raccolto dai carabinieri di Suzzara durante le indagini. Le indagini, coordinate dal maresciallo Giancarlo Balivo e dal luogotenente Andrea Todaro, con la supervisione del comandante del reparto operativo di Mantova, Giorgio Feola, si sono subito concentrate sul condominio Campoverde 1, dove Capuano viveva con la figlia. L'appartamento della famiglia e il garage sono stati posti sotto sequestro, ma finora non è emerso nulla di rilevante. Rosa, profondamente scossa, si è trasferita temporaneamente dal fratello Ciro. Nonostante gli sforzi investigativi, l'arma del delitto rimane introvabile. Nei giorni successivi, i carabinieri hanno esteso le ricerche a un cantiere nelle vicinanze della casa di Capuano, ma senza esito. Parallelamente, il RIS di Parma sta analizzando l'auto in cui l'anziano è stato ucciso, i proiettili rinvenuti e altro materiale sequestrato sia nel garage che nell'abitazione. La comunità di Suzzara, sconvolta da questa tragedia, si è stretta intorno alla famiglia di Capuano. I funerali si sono svolti il 10 gennaio a Napoli, in forma strettamente privata, come indicato nell'annuncio pubblicato dall'agenzia funebre Taffo di Mantova. La cerimonia si è tenuta nella città natale dell'uomo, lontano dai riflettori e nel rispetto del dolore dei suoi cari. A rendere ancora più misterioso l'omicidio di Capuano è un dettaglio che lascia spazio a molteplici interrogativi. 27 anni prima, nello stesso garage, si era verificato un altro delitto. Era il 25 marzo 1998 quando Dario Brioni, un rappresentante di commercio, veniva trovato morto dalla moglie. L'uomo era stato colpito da 8 coltellate, e, nonostante le indagini, né il movente né l'assassino furono mai individuati. La coincidenza ha gettato un'ombra oscura sul condominio Campoverde 1, alimentando voci di possibili collegamenti tra i due episodi. Entrambi i casi sono avvolti da un'aura di mistero,
caratterizzati da modalità e circostanze che sembrano sfidare la logica e le indagini. A distanza di settimane, le indagini proseguono a ritmo serrato ma senza risultati concreti. Il movente dell'omicidio di Capuano rimane un enigma. Nessuno dei vicini ha visto o sentito nulla di sospetto, e l'attacco è avvenuto in un lasso di tempo brevissimo, mentre l'uomo si trovava da solo nel garage. La comunità di Suzzara attende con ansia che la giustizia faccia il suo corso, ma l'inquietudine cresce. Il sospetto che tra i due delitti possa esistere una connessione getta un'ombra inquietante su un luogo che fino a poco tempo fa era considerato sinonimo di sicurezza e serenità. Intanto, il nome di Francesco Capuano si aggiunge a quello di Dario Brioni nella lista dei misteri risolti che segnano la storia di questo piccolo angolo di provincia italiana. Nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, una giovane di 31 anni sparita a Montefiorino lo scorso settembre, emerge un nuovo sviluppo. Tra le persone che l'hanno vista per ultime c'è Sossio, un amico particolare che attualmente si trova in carcere per motivi non collegati a questa vicenda. Testimoni riferiscono che, nei mesi prima della scomparsa, Sossio era spesso in compagnia di Daniela, aiutandola e presentandola come la sua fidanzata. Residente nella stessa zona, l'uomo si è allontanato a novembre. Secondo quanto riportato dalla trasmissione televisiva Quarto Grado, Sossio è stato arrestato per reati commessi 9 anni fa e si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Anche se non è coinvolto direttamente nell'indagine sulla scomparsa di Daniela, è stato una delle ultime persone con cui lei aveva un legame stretto. Un testimone ha raccontato che Sossio si prendeva cura di Daniela, invitandola a vivere con lui, ma lei declinava costantemente l'invito. Parallelamente, l'unico indagato ufficiale rimane Domenico Lanza, noto come lo sceriffo. Arrestato a dicembre per il possesso di armi illegali, Lanza era stato descritto come un assiduo frequentatore di Daniela prima della sua scomparsa. Egli ha ammesso di aver avuto una relazione con lei, offrendole ospitalità e sostegno, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento dannoso. In una tragica escalation di violenza, un episodio di omicidio e suicidio ha scosso la comunità di Rivoli, segnando il terzo incidente di questo tipo nella provincia di Torino nell'arco di un solo mese. L'evento è avvenuto questa sera in via Po 8, dove un uomo di 85 anni ha compiuto un gesto estremo nei confronti della sua ex compagna, una donna di 57 anni di nazionalità rumena. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Rivoli, l'anziano ha utilizzato il suo fucile da caccia, che deteneva legalmente, per sparare alla donna. Dopo averla uccisa, ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. La coppia aveva condiviso gli ultimi 10 anni della loro vita, vivendo insieme in un appartamento nel condominio al civico 8 di via Po. Tuttavia, la loro relazione era diventata travagliata, culminando in frequenti litigi che li avevano portati a separarsi il giorno di Capodanno. Oltre ai carabinieri, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Rivoli, che hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto di via Po all'altezza del civico 8. Sul posto sono giunti anche il medico legale e le imprese di onoranze funebri per eseguire i rilievi del caso e procedere con le operazioni necessarie. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione le dinamiche di questo drammatico episodio e per comprendere meglio le cause che hanno portato a tale tragico epilogo. Qualcuno aiuti quest'uomo. Il Papa sfugge ad un posto di blocco. Miro Infante, stremato dalla propria attività di difesa dell'indifendibile e avendo completamente stressato il muscolo genuflessore, ha perso completamente la vista, l'udito e la memoria. Ospita un generale dei carabinieri presentandolo come un famosissimo pluridecorato, senza però ricordarsi neanche il nome, che deve leggere sul foglietto. Poi dice che è stata lanciata una bottiglia Molotov contro una caserma mentre invece si tratta di un pacco incendiario depositato per terra. Intervengono il generale che, dopo aver sputtanato il prefetto Gabrielli tacciandolo di servilismo politico,
Descrive tutta una serie di situazioni di pericolo per gli agenti in un inseguimento stradale, dimenticandosi solo un dettaglio: le precauzioni per l'incolumità pubblica. Ma quella che stravince a mani basse è la solita bruzzone. Secondo lei i carabinieri avrebbero comunque dovuto inseguire la moto anche senza osservare nessuna regola di prudenza? Nemmeno quella fondamentale anche nelle competizioni motoristiche, cioè la distanza di sicurezza, per evitare il rischio di impatto, che infatti è poi avvenuto. Perché sulla moto poteva esserci chiunque. A suo dire anche Giulia Cecletin, tenuta in ostaggio da Filippo il rapitore, sedia lì dietro, proprio al posto di Rami. Secondo questo tipo di ragionamento sulla moto poteva esserci chiunque, quindi anche Papa Francesco, che una volta tanto voleva fare un giro in moto in piena libertà e nell'anonimato. Naturalmente non si sarebbe fermato all'alto per evitare lo scandalo, e perciò secondo il bruzzone pensiero bisognava schiacciarlo contro un muro, come pure la povera Giulia, invece che ammazzata dal Turetta, uccisa dai carabinieri. Una bella soddisfazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.